Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Marsala che è singolo e va cercando la sua anima gemella. Si chiama Maurizio ed ha 38 anni. Ciao Maurizio. Ciao. Allora Maurizio, tu sei di Marsala Esatto, e tu vai cercando praticamente la tua anima gemella. esatto. Hai 38 anni, Ho 38 anni, hai un lavoro proprio. un lavoro proprio. Che lavoro fai Maurizio? Lavoro allo spaccio, Praticamente con la con rottamazione. rottamazione, esatto. Poi, E cerco una bella ragazza dai 25 ai 36 anni, cioè o mora o bionda, cioè una bella ragazza formata. formata. Cioè la vuoi ti piace formosa praticamente? Formosa. Non ti piace magra? No, maga no, Tipo top model, non la vuoi, tu la vuoi in carne praticamente. in gara, esatto. Dai 25 ai 36 anni. Esatto. Che sia bionda o mora, per te non ha importanza. No, per me non ha importanza. Dovrebbe lavorare questa ragazza. Se lavoro è meglio perché io lavoro, cioè guadagno poco. Se lavora la ragazza, Tu c'hai la casa di proprietà, la casa non ti può dare in affitto, in affitto, però abiti da solo. cioè abito là. C'hai un bel lavoro, non ti manca niente. Esatto. Sei motorizzato, c'hai la macchina? No, la macchina per il momento la macchina non ce l'ho perché non c'ho soldi per comprare la macchina. Però praticamente sei motorizzato, Sì, esatto. ti puoi spostare. Sì, esatto. Va bene, ascoltami Maurizio, che genere di donna potrebbe conquistarti? Cioè praticamente che cos'è che vai guardando tu in una ragazza per conquistarti? Cioè, la prima cosa è il carattere Il carattere. e poi la seconda cosa è cioè, il L'aspetto fisico. L'aspetto fisico, esatto. Naturalmente la prima cosa secondo me è l'aspetto fisico, cioè ti dovrebbe colpire Cioè, certamente l'aspetto istantaneamente, fisico, la prima giusto? cosa è l'aspetto Dopodiché automaticamente se ti piace e allora Esatto. va avanti col carattere. Esatto, sì. Come passi il tempo in una giornata Maurizio? Che fai dopo il lavoro? Dopo il lavoro cioè, vado a casa, mi faccio una bella doccia, mangio e mi vedo un bel film e poi certe serate me ne vado a passeggiare Da solo. da solo. Quanto tempo è che sei single? Io da 5 anni. Da 5 anni. Quindi tu praticamente è da 5 anni che non frequenti una donna. E come mai Maurizio? No, la ragazza, cioè l'avevo una ragazza. Siamo stati 2 anni fidanzati, però ci abbiamo lasciato per motivi di carattere, perché non andavamo bene d'accordo. Incompatibilità di carattere. Incontabile da gatta, esatto. E ci abbiamo Ok. lasciato, solo per quello. Va bene, e ti piace ascoltare la musica? La musica, esatto. Che genere di musica ascolti? E napoletana, Ti piacciono le canzoni napoletane? esatto. Un cantante tuo preferito? E le canzoni quelle di Gianni Celeste. Ah sì? Ti piacciono le canzoni di Gianni Celeste? Esatto, perché queste canzoni cioè, hanno un significato. Certo. E le canzoni italiane ti piacciono pure? E insomma. Musica da discoteca ne ascolti? Sì, invece. Una volta ogni tanto l'ascolti? Ogni tanto qualche canzone discoteca l'ascolto, qualche canzone anche italiana. Ti piace... Più però quelle napoletane. napoletano? Ti piace frequentare, non so, le discoteche? No, non sono amante di discoteche, ce le frequentavo prima. Siccome sono di carattere molto nervoso, le discoteche non le Sei chiuso praticamente? no, Però no. ti piace andare, non so, nelle pizzerie, in qualche bel ristorante? sì, Mangiarti magari una bella pizza, magari in compagnia Esatto. della tua ragazza, giusto? Esatto. Va bene Maurizio. Segno zodiacale? Toro, Sei del Toro. detto. Perfetto. Ok, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Maurizio, un ragazzo di 38 anni che va cercando la sua anima gemella, la sua ragazza ideale. Per tutte quelle di voi che volessero contattare Maurizio e conoscerlo personalmente, possono farlo chiamando il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Maurizio è qui, è un bravo ragazzo sistemato che va cercando a tutti i costi di crearsi una famiglia e di sistemarsi con la sua ragazza ideale, per cui è qui in attesa delle vostre chiamate. Cosa possiamo dire oltre a questo Maurizio alle telespettatrici che ti stanno guardando in questo momento? E possiamo dire che aspetto con ansia questa bella ragazza, o bionda o mora, che sia bella formosa. Quindi dai 25 fino a 25 e 36 a 36 anni. Ripeto Maurizio, 36, 38. ma sempre là siamo, giusto? Basta poi insomma che vi volete bene, vi Esatto. conosciate. Poi cioè, l'amore non c'è, l'amore non c'è. Esatto. Va bene. Allora aspetto con ansia questa bella ragazza. Va bene. Ripeto, Maurizio, 38 anni, di Marsala, è qui che aspetta la sua ragazza ideale, per cui amiche telespettatrici, se siete interessate a conoscerlo, telefonategli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Vi saluto, ciao a tutti. Maurizio. Ciao.
Oh yeah!